Buonasera ai titoli. A Palermo in fila dall'alba al centro per l'impiego, tantissimi disoccupati contro il lavoro nero e dicono devi umiliarti per avere pochi soldi in tasca. La vita contro la morte a Lampedusa, una donna eritrea partorita poco prima che la barca sulla quale viaggiava venisse soccorsa. Resta pesante il bilancio delle vittime dall'inizio dell'anno, 450 i morti nel Mediterraneo. C'è lo sciopero dei trasporti, ma non tutti lo sanno. Metropolitana ferma e autobus vuoti, disagi per i passeggeri anche a Catania, complicati da un po' di pioggia. Il trasporto della droga con l'auto a noleggio e poi venduta in un negozio di caffè. A Gela il traffico illegale gestito dalla mafia fruttava 40.000 euro alla settimana. Ad Agrigento la protesta infinita dei residenti del quartiere Fontanelle da mesi senza acqua, anche loro a manifestare davanti al comune. Ore di apprensione per Totò Schillaci, tifosi in ansia per l'eroe di Italia 90 ricoverato in gravi condizioni al Civico di Palermo. Calcio, momento positivo per le siciliane di CIL, Catania si gode il primato e la rinascita di alcuni giocatori. Buonasera, eccoci sin dalle prime ore del mattino in fila alla ricerca di un lavoro. Al centro per l'impiego di Palermo tantissime le persone in coda per provare a trovare appunto un impiego e dicono qui non abbiamo futuro. Sentiamo Marco Bullà. Tutti in fila per un lavoro, Palermo, centro per l'impiego, uomini e donne in fila anche per svariate ore alla ricerca di un lavoro che in molti dicono in città non c'è. C'è solo sfruttamento, ci dice un 45enne disoccupato in fila da stamattina alle 6. Lavoro che ha perso Giovanni, 60 anni, una vita nel mondo della grande distribuzione e ora alla ricerca di un impiego. L'unico spazio di lavoro è lavorare in nero, non c'è alternativa. Paghe misere, però c'è questo, il nero, non c'è nessuna opportunità per un sessantenne riuscire a trovare un lavoro messo in regola, con i tuoi diritti. Senti, è un problema quindi la tua età, in questo momento è un ostacolo ovviamente? È molto problematico l'età, perché naturalmente, e io capisco anche i datori di lavoro, non è che prendono a quella a 53 anni e lasciano ragazza a 20 anni. Anche che quello. Te l'hanno mai detto, ovviamente non ti prendiamo per l'età? Sì, diverse volte, sì. La Sicilia per i siciliani, un'associazione nata proprio per aiutare disoccupati ed ex percettori del reddito di cittadinanza. La nostra associazione si occupa a 360 gradi su tutti i problemi e le problematiche che esistono sul territorio siciliano e non solo palermitano, ma soprattutto stiamo a dare supporto e sostegno a questa gente che viene abbandonata continuamente dalle istituzioni. Io non ho futuro. Sinceramente io ho perso di sognare, perché mi hanno detto a me non sognare più, perché tu non devi sognare, devi solo pensare a zappare, a guadagnarti quei 10 euro al giorno, a guadagnare i 20 euro al giorno, a umiliarti per avere i soldi in tasca. Io futuro non ne ho. Un operaio è rimasto gravemente ferito per il cedimento di un ponteggio in un cantiere di via Ugo La Malfa a Palermo ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono intervenuti i tecnici dell'ASP e gli agenti della polizia che indagano sull'accaduto. Un vagito in mezzo al mare racconta la vita contro la morte a Lampedusa. Una donna eritrea ha partorito poco prima che la barca sulla quale viaggiava venisse soccorsa dai militari della Capitaneria di porto, però resta sempre pesantissimo il bilancio delle vittime nel mare, sono 450 dall'inizio dell'anno. Roberta Lunghi. La vita che sboccia in mare aperto, su un barchino salpato dalla Libia, carico di speranza. Un vagito in mezzo al mare che fa da contraltare i 7 cadaveri recuperati ieri dalla Guardia Costiera dopo l'ultimo naufragio. Ha avuto fretta di nascere la piccola eritrea e non ha atteso nemmeno che la sua mamma, alla sua seconda gravidanza, toccasse terra a Lampedusa dopo il soccorso prestato al barchino sul quale viaggiava dai militari della motovedetta CP327. Da Molo Favarolo sono state subito condotte
condotte al poliambulatorio dell'isola gestito dall'ASP di Palermo e poi trasferite dagli operatori del servizio 118 in elisoccorso in ospedale per il normale decorso postpartum. La bimba pesa oltre 3 kg e gode di buona salute, così come la sua mamma. Entrambe facevano parte del gruppo di 29 migranti salvati, fra cui 3 donne e un minore, tra sedicenti egiziani, eritrei, siriani e sudanesi. L'attività di soccorso della Guardia Costiera è continuata incessante. Altri 122 migranti sono giunti a Lampedusa da 3 differenti salvataggi. Tutti sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove gli ospiti presenti sono saliti a 230. Dall'inizio del 2024 fino al 7 settembre sono stati 449 i morti e 667 i dispersi nella rotta del Mediterraneo centrale. Lo rende noto l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Maria Mattarella, 62 anni, avvocato, segretaria generale della regione siciliana, figlia dell'ex presidente della regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio dell'80, è morta oggi a Palermo. La nipote dell'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lascia 2 figli, lottava da tempo contro una malattia incurabile. Veniamo allo sciopero dei trasporti, metropolitana ferma e autobus vuoti. Oggi sciopero appunto di 8 ore del trasporto pubblico, disagi per i passeggeri anche a Catania, complicati anche da un po' di pioggia. Secondo i sindacati l'adesione allo sciopero a livello nazionale è stata dell'85%. Luca Ciliberti. Deve prendere la metro? Sì, urgentemente. Ma oggi c'è sciopero, è chiuso? No, non ti posso credere, veramente. Giornata di passione per i viaggiatori che utilizzano il trasporto pubblico locale. Oggi 8 ore di sciopero durante l'intera giornata indette dai sindacati, quindi stop al servizio di metropolitana, tram e autobus in tutte le città. Sapevate che c'era lo sciopero? No, non lo sapevamo. Quindi siete rimasti a piedi? Siamo rimasti a piedi. E adesso? Prendiamo la macchina. Di premura? Sì, parecchio. Ma sai che non c'è il treno, c'è sciopero oggi? Beh, allora non sono più di premura, andrò a piedi. Non lo sapeva che c'era lo sciopero? No, non l'avevo sentito. Sta cercando il biglietto, l'abbonamento? Sì, no, sto cercando il portafoglio per fare il biglietto. Ma oggi c'è sciopero però, non lo sa? No, non lo sapevo. Quindi non ci sono i treni? Ah, quindi non c'è metro? Bella fregatura. Non c'è il treno, c'è lo sciopero. Sto scherzando? Vediamo, qualche cosa in bello. Lo sciopero è iniziato quasi dappertutto alle 8:30, sono state previste alcune fasce di garanzie per limitare i disagi, i servizi sono stati assicurati soprattutto nelle prime ore del mattino. Ecco, vedete, qui siamo alla stazione Stesicoro della metropolitana di Catania, il treno fermo sui binari, ovviamente chiuso, in attesa che termini lo sciopero per poi ripartire e riprendere il servizio. Scendono parecchie persone non sapendo ci fosse sciopero e rimanendo qui al centro di Catania senza poter tornare a casa. Una delle principali ragioni della protesta è il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori, scaduto lo scorso 31 dicembre e motivo degli scioperi precedenti, soprattutto quello di 4 ore indetto lo scorso 18 luglio. Quindi proprio non c'è. Ha visto che non era una fake news? Veramente. Veniamo alla cronaca, il trasporto della droga pensate con le auto a noleggio e poi venduta in una rivendita di caffè a Gela. Il traffico illegale era gestito dalla mafia e fruttava 40.000 euro la settimana. Ger Italia. La base era all'interno di una rivendita di caffè di proprietà di uno degli indagati, mentre un altro metteva a disposizione le auto del proprio autonoleggio per trasportare cocaina, hashish e marijuana dalla Calabria fino a Gela. Una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico e alle vendite al dettaglio di stupefacenti, con base in città, che oggi è stata stroncata alle prime luci dell'alba da un'operazione dei carabinieri. 14 le persone, tutte italiane, alle quali sono state applicate le misure cautelari. 9 sono in carcere, 1 gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e 4 indagati sottoposti a obbligo di presentazione. Uno tuttora irreperibile e attivamente ricercato. Sono tutti indagati a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'organizzazione si approvvigionava in Calabria e a Catania e metteva in commercio la droga nelle piazze di spaccio di Gela. Tra loro anche un uomo già colpito da ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa. Il soggetto, vicino al clan Emanuelo di Gela, avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nella gestione dei traffici dell'attività dell'associazione, i cui profitti sono stati quantificati in circa 40.000 euro a settimana. Le attività investigative hanno inoltre consentito di individuare alcuni nascondigli per l'occultamento delle sostanze stupefacenti, in uno dei quali sono stati di recente rinvenuti circa 500 grammi di cocaina.
A Catania la polizia, dopo un inseguimento a velocità tra le vie della città, ha arrestato un 59enne che era evaso dagli arresti domiciliari a bordo di uno scooter e non si era fermato all'alto degli agenti che lo avevano riconosciuto. L'uomo in Viale Africa è scappato a piedi ma è stato bloccato con il taser. Sotto il sellino i poliziotti hanno trovato dosi di cocaina marijuana pronte per essere spacciate. Ed è stato trasmesso a Marsala per competenza territoriale il processo a carico dell'ex consigliere comunale di Mazara del Vallo, Giorgio Randazzo, finito ai domiciliari con l'accusa di ricettazione per aver cercato di vendere fotografie e documenti riservati sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Sempre a Marsala è in corso, dopo il rinvio a giudizio, il processo al presunto complice, il carabiniere Luigi Pirollo. Accedendo illegalmente al server dell'arma avrebbe trafugato 786 file riservati con informazioni sull'indagine proprio sul capomafia. Pirollo ha chiesto la messa alla prova, istituto che in caso di esito positivo estingue il reato. 3 tunisini fermati a Santa Croce di Camerina nel Ragusano dopo la rissa con omicidio di sabato sera. All'origine della lite tra 2 gruppi di tunisini ci sarebbe la spartizione del territorio per la raccolta illecita delle plastiche delle serre dismesse. Veronica Barbarino. Sottoposti a fermo in carcere 3 cittadini di origine tunisina per la morte del connazionale 21enne Mohamed Anver Debik, assassinato sabato sera al culmine di una violenta rissa nella zona centrale di Santa Croce Camerina. All'origine della lite tra 2 gruppi di tunisini forse la spartizione del territorio per la raccolta illecita delle plastiche delle serre dismesse. Fermati quindi 2 fratelli di 22 e 25 anni e un terzo soggetto 28enne. L'acquisizione di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze e i rilievi tecnici hanno permesso ai carabinieri di ricostruire in tempi brevissimi la dinamica e lo sviluppo del tragico episodio delittuoso. Da quanto finora emerso, la giovane vittima, raggiunta da un fendente al petto nel corso della rissa e deceduta pochi secondi dopo, avrebbe avuto una colluttazione con i 2 fratelli fermati, a loro volta successivamente aggrediti dal 28enne. Un 36enne infine è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni Paolo II di Ragusa per delle ferite alla testa e collo guaribili in 10 giorni. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti. Più di uno ha protestato e lasciato commenti al vetriolo sui social, chiedendo maggiori controlli per evitare il ripetersi di episodi simili. Il pubblico ministero di Agrigento ha chiesto 9 anni e 4 mesi di reclusione per Silvana Sfortuna di Palma di Montechiaro, accusata di aver sfigurato con l'acido il marito, simulando poi un'aggressione ai suoi danni e facendola arrestare ingiustamente. Veniamo alla crisi idrica ad Agrigento, al quartiere Fontanelle. Gli abitanti non ricevono acqua da settimane e hanno aderito alla protesta proprio sotto il comune. Intanto la Coldiretti Sicilia denuncia lo spreco d'acqua con enormi danni alle colture. Davide Sardo. Dopo tanti mesi di precipitazioni a zero è piovuto solo un paio d'ore al mattino di oggi ad Agrigento, poi nuovamente caldo e cielo azzurro, come prima, del tutto insufficiente a invertire la tendenza di una crisi idrica che si aggrava e preoccupa ancora di più. Le istituzioni locali e regionali, in particolare il Comune di Agrigento e la Regione siciliana, hanno trascorso i 3 mesi estivi, da giugno ad agosto, ad elencare possibili interventi a rimedio, ma nel concreto non è stato finora compiuto nulla di rilevante. Nel frattempo la protesta dei cittadini non si placa, a manifestare sono anche gli abitanti del popoloso quartiere di Fontanelle, circa 12.000, senza acqua da settimane. Da 60 giorni non abbiamo acqua, 60 giorni, e non è più possibile lasciare abbandonato una comunità di 12.000 abitanti. Stiamo parlando di una frazione che in realtà è un vero e proprio comune. Non abbiamo avuto vicinanza da parte di nessuno, né dell'amministrazione comunale né da parte di AICA. Manca l'acqua, sì, e ogni 15 giorni, e poi anche quando viene non è detto che ci sale l'acqua, quindi siamo disperati. Noi siamo 5, perché tra parentesi io ho pure mia mamma che sta a casa con noi, giustamente anziana. Io non mi vergogno che ho chiuso lo scarico dell'acqua e riempiamo la vasca come tempo di 20 anni fa. Per la Coldiretti l'acqua viene sprecata con enormi danni a tutte le colture. Piove e c'è siccità, non piove e c'è siccità. Solo in Sicilia l'acqua viene sprecata in modo così vergognoso, denuncia la Coldiretti siciliana, che auspica un intervento immediato del nuovo assessore regionale. Una breve pausa e poi ci occuperemo dell'apprensione dei tifosi, ma non solo, per le condizioni di salute di Totò Schillaci, che è ricoverato a Palermo.
Mondo del calcio non solo, in apprensione per le condizioni di Totò Schillaci, da sabato sera ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo. L'eroe d'Italia 90 lotta da anni contro il cancro. Marco Gullà. Forza Totò è il messaggio che sportivi, calciatori e amici di Totò Schillaci hanno postato sulle loro bacheche social per un gesto di vicinanza all'ex calciatore palermitano. Dal tardo pomeriggio di ieri il mondo di un peggioramento della malattia con cui ha già fatto i conti in passato, infatti il 59enne siciliano è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo. Un messaggio speciale arriva anche dall'ex compagno di Totò, Roberto Baggio. Fai un'altra magia, scrivono sui social i tifosi del centravanti per la lunga lista di messaggi. Forza Totò, non mollare. Il Festival Barocco in tutti i sensi di Ragusa ha celebrato nella sua terza edizione la spiritualità e la debolezza della figura maschile. Veronica Barbarino. Musica barocca proposta da artisti prestigiosi a livello internazionale, cibo del tempo e suggestivi spettacoli nel cuore della terra. È stato il Festival Barocco in tutti i sensi all'interno di Cava Gonfalone a Ragusa. Un percorso di esperienze diviso in 3 serate che ha coinvolto tutti i sensi attorno al tema della figura maschile in ogni sua declinazione, dalla spiritualità alla umana debolezza. Questo è un progetto che vuole esplorare attraverso il richiamo della musica tipica barocca che ci riguarda parecchio tutti gli altri sensi, e questo l'abbiamo fatto attraverso il cibo, per esempio portando nei piatti il riso cotto con le pesche e il caffè. Lo abbiamo fatto scegliendo un luogo di Ragusa veramente straordinario, unico al mondo, che sono le latovie di Cava Gonfalone. Scenografia degli eventi, la tela dipinta dall'arte emotiva di Giovanni Robustelli, narratore dei sentimenti ispirategli dalla performance musicale della prima serata. Ho deciso di rappresentare questo San Giorgio disarmato e che quindi non ha bisogno di armi per lottare contro qualcuno che sta all'esterno da se stesso, ma contro se stesso. Tant'è vero che a un certo punto il drago si confonde con il cavallo e con la sua figura. Quindi come a lottare con le sue stesse ombre, con le sue stesse paure. Un'atmosfera intima ha abbracciato il pubblico presente, che a conclusione di ogni spettacolo, per il senso del gusto, ha potuto assaggiare i piatti della tradizione barocca, rivisitati in chiave moderna. Breve pausa, poi lo sport e anche il calcio con il Catania capofila in Serie C. Il calcio, il Catania in testa alla classifica di C in vista del big match col Picerno di sabato si gode i suoi protagonisti, qualcuno come Inglese e Sturaro insegue anche alcune rivincite. Marco Carli. Facce da Catania, del nuovo Catania, che corroborato dai risultati ha fatto gruppo. Ne abbiamo scelte 3. Toscano, per esempio. Lo si diceva da tempo che sarebbe stato il valore aggiunto. I numeri non dicono tutto, ma soprattutto nello sport non mentono. Le promozioni e le vittorie dei campionati vogliono dire di certo qualcosa, ma poi c'è il resto. C'è una squadra che lo segue, ci sono le verticalizzazioni che mancavano, c'è il gruppo, appunto, e la mentalità, quella che continua a citare nelle sue interviste. A proposito di mentalità e di convinzione, bisogna averle ben radicate in se stessi, come ha dimostrato Inglese. Dopo una stagione composta da 8 mesi a casa e 3 in una squadra che non ti valorizza, non è facile. Ci vuole volontà per continuare ad allenarsi, aiutato dal fisico, non sarà al 100%, ma l'inattività sembra lontana. Ci vorrà ancora del tempo, ma la scommessa di Faggiano ha i numeri dalla sua, la carriera non mente, nel caso di Inglese parla da sola. Il gol di Biella potrebbe nel tempo essere anche valutato come l'inizio della rinascita. Ma se c'è un volto che scegliamo per rappresentare il nuovo Catania è quello di Sturaro. La sua trasformazione è la stessa della squadra, in difficoltà l'anno scorso, in grande spolvero nell'avvio di questa stagione. Basta guardarlo quando urla per incoraggiare i compagni. Le stagioni partono dalle scelte giuste e il club rossazzurro con Toscano, Inglese e Sturaro ha fatto delle scelte. Il tempo dirà tutto, ma le premesse lasciano ben sperare. Sabato sarà sfida al vertice col Picerno, un altro banco di prova per costruire una stagione vincente. E la 19enne palermitana Federica Ramirez si è laureata campionessa del mondo di karate. Ramirez è una delle 8 medaglie d'oro della spedizione azzurra a Sheffield in Inghilterra. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.